Benvenuti allora a questa nuova puntata di Soundtrack City e abbiamo, come detto nella nostra introduzione, abbiamo qui Marco Werba. Ciao Marco. Ciao, molto, molto felice di essere qui con voi. Ciao Marco. Ciao Massimo. E ovviamente quello che vedete con quella bella maglietta con scritta colonne sonore, chi può essere se non Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao, Marco. Allora, caro Marco, questa puntata che noi facciamo speciale sulle produzioni italiane che sono uscite proprio di questi tempi e purtroppo molte bloccate dal lockdown. Credo sia il caso anche della tua produzione in questione, cioè del delitto Mattarella, perché di questo stiamo parlando. Allora, prima di introdurre la discussione con Massimo sul tema più specifico della colonna sonora, in sé della tua colonna sonora, io volevo dire due parole, ti volevo chiedere due cose sul tema del film. Si parla di una pagina della nostra storia assolutamente cruenta, che ha segnato poi il futuro della nostra nazione. Sto parlando ovviamente di un periodo che va a cavallo degli anni 70 agli anni 80, dove il delitto Mattarella che avviene negli anni 80 è proprio un crocevia importantissimo. Ecco, parlaci di questo film, ripeto che è un film da un certo punto di vista monumentale, perché compaiono una serie di personaggi storici che fanno tuttora parte, alcuni di questi, della nostra storia. Sì, Ecco. allora, Aurelio Grimaldi, tra l'altro con il quale ho avuto già il piacere di lavorare altre 3 volte, quindi si può quasi parlare di un sodalizio artistico con lui. Questo è il quarto film che faccio con lui. Il primo era Anita, su Anita Garibaldi, la storia d'amore tra Giuseppe Garibaldi e la ribelle Anita nel Brasile fine Ottocento, cioè prima che Garibaldi tornasse in Italia per fare la spedizione Emile. Purtroppo un film molto bello che è passato un po' inosservato. Poi altri 2 film che lui ha fatto, uno sul Brasile contemporaneo, sulle favelas, e uno una commedia ambientata a Matera. Ma questo film, che ha una valenza politica molto forte, perché lui si è documentato per molti mesi su proprio i processi, i risultati dei processi a carico di mafiosi, a carico anche di un neofascista che è stato riconosciuto dalla vedova di Mattarella come colui che ha commesso materialmente il delitto, era Fioravanti, un neofascista. È un cambio di favori tra i neofascisti e i mafiosi. Sì, cioè, poi c'era tutta la connessione anche con la banda della Magliana, le Brigate Rosse, c'era il delitto. Con Gladio, quindi erano i neofascisti soprattutto che non volevano che Mattarella facesse questo accordo con il Partito Comunista dell'epoca, e stava per fare invece un accordo, come Aldo Moro anche stava per fare l'accordo. Infatti è stato ucciso subito dopo Aldo Moro, Mattarella. E quindi si organizzarono in modo da ucciderlo. Lui tra l'altro era un uomo onesto e non voleva neanche la scorta la domenica mattina quando andava a messa, quindi l'assassino non ha avuto molti problemi, ha aspettato che uscisse dal garage con la famiglia, cioè la famiglia era dentro la macchina, e ha sparato a bruciapelo a Mattarella. Poi si è inceppata la pistola, è tornata dal suo complice, si è fatta dare un'altra pistola e ha completato l'opera. Pazzesco. Questo con la moglie che urlava disperata e i figli che stavano dietro, seduti dietro. Quindi insomma, un film molto interessante. C'è stata una conferenza stampa una settimana fa e i giornalisti, credo quasi tutti, sono rimasti molto contenti del film. Infatti le recensioni che sono uscite sono il 99% positive. E questo è molto importante perché lui ha lavorato tanto sul film ed è un bravo regista, tra l'altro. Senti, alcune informazioni invece di servizio. Dopo il lockdown, quando riuscirà adesso? Quindi no, è uscito in questo periodo, doveva uscire a marzo, ma è uscito adesso, in questi giorni. Adesso. Ok. Vai Massimo, è il tuo momento. Allora, io mi dedico ora alla colonna sonora perché Marco ha fatto un bellissimo lavoro, ma mi piace citare estrapolo un commento che ha fatto Aurelio Grimaldi sulla colonna sonora, che poi andrà che nel libretto del CD che uscirà a luglio. Quando esce, scusami? Esce ma fra pochi giorni con Digit Movies. Hanno fatto un ottimo lavoro di grafica, un libretto con molte foto delle recording session, soprattutto degli attori del film. Bene, tanto
ti faccio questa piccola citazione di Aurelio che dice che Marco è un musicista davvero versatile, bravissimo ad entrare in sintonia col regista, in questo caso un intrigante, attento ad ogni nota eppure indissolubilmente legato alla sua ancora più antica collaboratrice, perché è Maria Soldatini. Quindi questa colonna sonora ha degli interventi di Maria Soldatini che li ho trovati molto leggeri, molto tra l'acustico e il minimale. Poi alcune canzoni, alcuni pezzi di musica classica e un pezzo offerto da Luis Siciliano, che è anche un altro compositore che conosciamo benissimo. Però io ho trovato la tua colonna sonora, i tuoi brani originali, molto, prettamente sinfonici, ma molto in stile colonne sonore anni 70, la Morricone e Pino Donaggio, proprio per i film politici di questo genere, film sulla mafia, sulla politica. Sì. Infatti potremmo dire che il primo brano, che è il brano più importante, incalzante, il titolo di testa, che appare in un'altra scena del film e riappare nei titoli di coda, che è L'Aquila. È un brano con il pianoforte che fa questo ostinato, gli archi fanno gli strappi, è anche quello del trailer, no? Immagino. È un brano un po' tipo La Piovra, se vogliamo, no? Infatti. Mentre il tema siciliano ricorda un pochino, in qualche modo, il Prefetto di Ferro, sempre di Morricone. Qui ci sono dei modelli al quale mi sono ispirato. Poi il tema invece legato al personaggio di Piersanti Mattarella è invece un tema triste, drammatico, che non aveva un modello di riferimento preciso per chitarra classica e orchestra d'archi. Il chitarrista molto bravo è Riccardo Rocchi, con il quale lavoro spesso. No, infatti la cosa che mi è saltata subito all'occhio, però è giusto anche in un film del genere un po' legarsi a un passato, grandissimo passato cinemusicale italiano, e invece di rifarsi un po' a quello che si usa oggi, che è un sound design quasi atematico, che a mio avviso non avrebbe avuto a che fare completamente con il film, con il genere trattato in questo momento. Guarda Massimo, ne abbiamo parlato con Maurizio De Angelis, che tu conosci sicuramente, che si lamentava proprio che i registi ormai gli chiedono di fare una musica di sound design anche a lui, e lui è molto contrario, perché lui è nato con temi più orecchiabili, ma comunque con la scrittura tematica, alla quale io sono ancora molto affezionato e nella quale in cui credo. Quindi costringere un compositore, come hanno fatto anche con Christopher Young per il remake di Pet Sematari, a fare una musica di ambiente ma assolutamente anonima, dove non c'è un elemento tematico, per chi viene dalla vecchia scuola, insomma, è una sofferenza. Anche se poi mi sono reso conto ultimamente, parlando con tanti compositori, che in realtà uno è un problema comune di tutti quanti, ma adesso, senza neanche citare i nomi, anche i compositori della nuova onda che sono partiti poi dal sound design adesso cominciano pian piano a reintrodurre i temi. E lì voglio vedere cosa succede, però perché devi avere la gavetta, gli studi che Marco ha, che se no non saremmo qui a parlarne, che molti dicono che questa tipologia di musica, di approccio musicale, di approccio compositivo risulti un po' vecchio e datato, e poi dati il film nel tempo. È vero secondo te? No, io non credo, perché si può anche scrivere un tema musicale moderno legato a un personaggio che non sia troppo old fashion, troppo datata, insomma. Quindi io vedo nei film americani che comunque continuano ancora a usare l'orchestra e i temi musicali. Se non... anche nel resto dell'Europa, anche in Spagna, comunque... in Francia ancora usano dei commenti vecchia scuola. Io penso che sia un problema molto spesso di montaggio. Quando ti ricordi, quando abbiamo parlato con Andrea Guerra, che diceva: per mettere un tema c'è bisogno di uno spazio, di una sequenza che ti dà la possibilità di mettercelo. Se i tempi sono molto stretti, lì diventa complicato. Allora, Marco, cosa ti aspetti dal diritto Mattarella, e soprattutto perché l'importanza di avere oggi, in un mondo prettamente digitale, con solo distribuzione di colonne sonore in formato download, avere anche un CD fisico che vada nel mercato? Allora, io sono molto infastidito dalla gente che mi dice che ormai i CD sono morti, che non ha senso fare dei CD fisici ma solo digitali. Io credo che sia molto importante ancora avere i CD con le foto, i CD fisici, perché sono anche un gadget promozionale per il film, al di là dell'ascolto della musica. Peraltro adesso c'è il grande ritorno del vinile, per cui quello potrebbe sembrare un po'
curioso, surreale, aleatorio, no? Anche se mi fa piacere, perché è bello vedere il vinile grande, ma più un fatto di collezionismo, per collezionare le più che ascoltarlo nel giradischi, penso io. Cosa ti auguri per il Delitto Mattarella allora? Guarda, io credo molto in questo film, anche perché avrà molta visibilità a causa della tematica molto forte politica, e spero che possa concorrere a qualcuno dei premi che abbiamo in Italia o all'estero, perché è sempre bello essere nominati o vincere un premio. Questo per un compositore è come dire, un traguardo, un riconoscimento, una soddisfazione per la fatica che ha avuto durante la scrittura, e probabilmente anche per rincuorarlo del fatto che il pubblico che va al cinema di solito non presta attenzione alla musica, perché riceve la musica come emozione data dall'insieme dell'opera audiovisiva, ma almeno con l'esistenza del CD e con l'eventualità di poter vincere un premio c'è un riscatto, ecco la parola giusta, il riscatto. Beh, guarda, in fondo questo nostro programma è nato proprio per questo scopo, per una sorta di riscatto di tutto il comparto audio, proprio che... Allora Marco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, è stata preziosa la tua testimonianza su questo film, e io ti auguro il meglio soprattutto per questo film, perché mi sembra sulla carta un pezzo di storia. Ciao e ci vediamo sicuramente presto. Infatti. Piacere, a presto Massimo, a presto Ciao Marco. Marco, A presto. buona estate.